Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Questa mattina nella prima parte di trasmissione parliamo della professione odontoiatra, i dentisti. Come è un po' cambiato il ruolo di queste figure professionali? Soprattutto c'è un impatto indubbio che si è verificato con la crisi economica. Nei tagli di ogni famiglia, insomma, si tende a rinunciare alle spese dentistiche perché, come si sa, sono spese comunque a carico del paziente. Ma per vedere invece qual è davvero lo stato dell'arte di questa professione abbiamo qui con noi stamattina Luca Dal Carlo, che è presidente dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani del Veneto. Buongiorno e benvenuto. Dentista oggi, odontoiatra oggi, che cosa significa? Significa far parte di una rete di dentisti, se fai parte di un'associazione come l'ANDI, che è il sindacato che rappresenta metà dei dentisti italiani, per cui largamente maggioritario, che seguono dei principi e che hanno da parte del sindacato un sostegno nel muoversi sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista di tutto quello che sono quelli che sono gli adempimenti relativi alla loro attività. Questo noi crediamo molto perché è una rete di dentisti, è quella che può dare il servizio migliore al cittadino, sia per la distribuzione nel territorio, sia per la sensibilità che possiamo trasmettere come sindacato loro nella loro attività professionale. Per rete che cosa intende? Liberi professionisti che lavorano in sinergia o studi con più professionisti? Penso un po' anche ad altre libere professioni, dall'architetto all'avvocato, oppure nel campo medico questo è abbastanza difficile? Ma guardi, la professione si è evoluta anche in questo senso, sono nati studi in cui ci sono numerosi dentisti che collaborano tra di loro, che possono essere studi anche associati in cui tutti hanno una situazione paritaria o studi di un professionista nel quale vanno altri a collaborare. E questo certamente non è un male, anche se la nostra associazione ha come riferimento principale lo studio dentistico tradizionale, che è quello in cui c'è uno o due dentisti che lavorano con un numero abbastanza ridotto di assistenti, che è una struttura che nel corso degli anni si è ottimizzata dal punto di vista anche del rendimento, per cui riesce ad erogare, a fornire delle cure di qualità con il contenimento dei costi, che questo è sempre un argomento che poi sicuramente verrà fuori anche questa mattina. Credo che sia il nodo focale, dell'avvicinarsi, no? Certo. E dovete fare anche i conti, e quindi qui vorrei capire qual è il ruolo, come è cambiato anche il ruolo del vostro sindacato. Dovete fare i conti con una concorrenza che spesso è spietata e magari non si comunica in maniera un po' nebulosa, per cui si finisce per essere attratti da prezzi convenienti, magari con metodiche e tecniche che possono sembrare che sono superate, per poi ritrovarsi, no, insomma, delle sorprese non piacevoli. Ecco, come bisogna dirimere un po' il panorama dei professionisti che operano sul territorio, ma anche qui siamo a nord-est, c'è una concorrenza oltre confine, se non sbaglio. Sì, c'è anche quella, perché poi c'è anche quella del territorio locale che alle volte si è messa anche in competizione con quella estera dicendo ma perché andate da loro, venite da noi. Però ci sono dei punti cardinali che il paziente deve considerare sempre nel suo interesse, ovviamente se vuole farlo, cioè il fatto di andare a farsi curare in ambienti in cui non conoscono le persone e non c'è una continuità di cura da parte dello stesso professionista o di professionisti di sua fiducia è un rischio, e questo è tipico di strutture che fanno capo magari ad un grande nome ma che sono 7-8 nel territorio, e di conseguenza come fa quel grande nome a poter seguire i pazienti quando non c'è. È una sorta di franchising.
Sì, insomma ci sono tutte queste realtà che poi alle volte sono anche molto deludenti dal punto di vista della progressione e della durata nel tempo, perché ci sono stati diversi casi in cui poi hanno chiuso all'improvviso, perché può essere anche una cosa che dal punto di vista economico entra nel ragionamento di chi, venendo da altri settori non sanitari, investe in sanità, ossia quello di aprire delle strutture che fa lavorare un certo periodo e poi chiude. Però questo non è assolutamente una cosa accettabile dal punto di vista di chi è curato. Lei mi vuole dire che ci sono degli imprenditori che non hanno nessuna specializzazione in investimenti di materia sanitaria, che investono in strutture poliambulatoriali odontoiatriche? Certo, assolutamente esistono, hanno il loro direttore sanitario all'interno che legittima la funzionalità della struttura, questo è previsto dalla legge, e in genere queste tipologie di strutture sanitarie si muovono in modo molto aggressivo dal punto di vista pubblicitario, riallacciandomi al concetto che poi impatta anche sui costi, nel senso che sulla stampa si vedono tutte queste offerte che poi sono il prodotto della possibilità di fare questo dovuta alle liberalizzazioni che nel nostro settore sono state molto penalizzanti, perché noi avevamo un meccanismo virtuoso prima, che era il meccanismo del consiglio dell'amico o del parente, e questo è ancora adesso il sistema migliore. Noi non è che abbiamo subito indubbiamente un impatto notevole da parte dell'entrata di questa tipologia di offerta sanitaria, però non è che ne siamo spaventati, nel senso che adesso si comincia a intravedere anche nella popolazione una consapevolezza di quanto è stato errato affidarsi a questa tipologia di strutture nel corso degli anni, perché arrivano poi i nodi al pettine. In questa fase ci sono strutture che hanno chiuso e di conseguenza pazienti che non hanno più potuto avere un'assistenza per lavori che avevano ricevuto in queste strutture o non hanno più potuto chiedere conto anche di qualcosa che non andava bene perché queste strutture non esistevano più. Non parliamo poi dell'estero, perché il concetto stesso che una persona abbia lo studio a 400-500 km di distanza e che tutto venga fatto in tempi molto brevi sono due cose che con l'aspetto sanitario confliggono, nel senso che ci sono dei tempi biologici e ci sono anche delle necessità di assistenza in loco, per cui io non mi curerei neanche, per dire, lontano, se fossi un paziente, troppo lontano da Venezia, essendo di Venezia, ma rimarrei avendo ovviamente un professionista che mi soddisfa in loco, perché data l'offerta che noi possiamo dare come associazione, questa grande rete di dentisti che è distribuita in tutto il territorio nazionale, con studi che sono stati condotti ad ottemperare a tutte le normative che hanno fatto sì che ci fossero delle regole da seguire dal punto di vista della sicurezza e poi dell'aggiornamento, per cui ritengo che nel territorio nazionale in ogni angolo ci siano dei dentisti bravi, per cui non sia neanche necessario spostarsi così tanto. Il motore è essenzialmente quello economico. Infatti volevo proprio chiederle quanto un certo assalto alla diligenza, chiamiamolo così, avete subito negli anni che sono corrisposti da un lato con queste liberalizzazioni e dall'altro con una crisi economica che parallelamente hanno portato a fare dei tagli oppure a cercare una risposta medico-sanitaria da un punto di vista odontoiatrico a minor costo, e quanto questa fase si sta autoesaurendo proprio per i motivi che ha lei elencato, cioè di non essere seguiti, di prestazioni magari fornite con tecniche non all'avanguardia, perché ovviamente e magari anche con impianti fatti in maniera eccessiva, senza cercare di salvaguardare quello che noi abbiamo, no? Perché magari è più facile fare una dentiera che cercare di curare tutti i denti singolarmente, perché diventa anche più costoso, no? Alla fine un intervento di ricostruzione dell'esistente. Sì, ci sono due aspetti. Non è che questa onda sia passata, assolutamente no, anzi ha avuto un impatto e i dentisti tradizionali, chiamiamoci così, si sono un po' riassestati in una situazione di minor lavoro e anche hanno
investito di più sulla qualità per tornare alla competitività. Chi invece non ha voluto entrare in quei canali di offerta inadatta, e lo dico perché quando si antepone il prezzo di una cura, stiamo parlando di sanità, prima ancora di aver visitato il paziente si fa un'offerta su qualcosa di cui il paziente magari non ha neanche bisogno. E poi non si tengono in considerazione tutte quelle che sono le variabili che incidono sulla cura che si fa. Ad esempio l'impianto famoso, si parla sempre dell'impianto della corona, vengono proposti ad un prezzo, addirittura si parla di finanziamenti, 2 euro al giorno, queste cose qua. No? Quando si visita un paziente, la possibilità di fare l'impianto in un certo modo estremamente semplificato rappresenta il 10, 15, 20% delle situazioni. In realtà, nella maggior parte delle situazioni, proprio perché il paziente ha perso i denti, ha condizioni scheletriche che hanno causato poi le patologie dentarie, ha tante situazioni che impongono delle ulteriori procedure senza le quali il risultato è scadente. Allora, se io mi attengo a un prezzo di offerta, do al mio paziente un risultato scadente. Se io conosco questa situazione e lo faccio consapevolmente, vuol dire che cerco di attirare nel mio studio il paziente, non dicendogli quello a cui va incontro e che poi gli dovrò mettere in conto. Se io invece non lo so, è peggio ancora, perché alla fine nel primo caso perlomeno lui paga qualcosa in più ma va a casa con una situazione decente. Per cui queste due cose. Poi abbiamo un altro grosso problema, sempre legato alle liberalizzazioni e alla pubblicità, e questo è un affare nostro che secondo me dovremo risolvere in modo efficace, cioè dobbiamo dare un nome preciso alle cure, ancora più preciso di prima, perché ci sono i nomenclatori di sanità, però ci sono situazioni in cui in pubblicità vengano scritte delle cose che non corrispondono a quello che viene dato, e questo non perché sia surrettizio, ma perché manca una definizione. Faccio un esempio. Ecco, grazie. Ecco, faccio un esempio perché sennò sì, tanto non mi perché spiego così bene. capiamo che leggiamo questi cartelli e insomma riusciamo anche a diventare dei consumatori, tra virgolette, dei pazienti consapevoli. Cioè quando legge ad esempio trasforma la tua dentiera in una protesi fissa, cioè, questo non è possibile, no? Cioè un conto è una protesi fissa che comporta un lavoro da parte del dentista estremamente accurato, una struttura che viene eseguita da un'odontotecnica che ha un impegno notevolissimo, e un conto invece è una dentiera fissata a degli impianti. È una cosa completamente diversa. Uno ha una struttura metallica o in zirconio, adesso c'è un materiale, adesso senza addentrarci troppo, che ha dei costi molto più alti di quell'altra. Allora, se tu non spieghi bene queste cose ai pazienti, loro vengono attratti e alla fine quello che sembra loro un prezzo basso è un prezzo in cui invece pagano moltissimo rispetto a quello che ricevono. Questo va assolutamente risolto come problema, perché altrimenti si continua con una pubblicità che per i pazienti non è corretta. Quali possono essere i danni per la salute di un impianto inadeguato, di un approccio, magari di un'assistenza non di riferimento, per cui quali possono essere appunto le conseguenze tanto per sapere quando si sceglie, sapere a che cosa si va incontro? Beh, ci sono problemi di breve e di lungo termine. Il problema che può intervenire più precocemente e che comunque può essere un problema limitato a quello che è stato fatto è la perdita dell'impianto. Se parliamo di un impianto solo può essere anche una cosa che poi tramite delle procedure può essere risolta, facendo un ponte ad esempio, perché quando si perde un impianto ci può essere una perdita anche del tessuto osseo, perché non è che si perda l'impianto, è il tessuto osseo che va incontro a una sofferenza tale per cui l'impianto viene ad essere perso, cioè tutto viene portato dal tessuto osseo dei mascellari dei pazienti. E nel caso in cui si faccia un grosso lavoro, ovviamente il lavoro per ripristinare la situazione è ancora maggiore. Bisogna vedere poi la situazione di partenza del paziente, perché ovviamente ci sono diversi livelli di difficoltà
e in base ai livelli di difficoltà, se già il paziente è in una condizione di estrema atrofia dei masellari, non so se questo sia un termine comprensibile, comunque di riassorbimento del tessuto osseo, diventa ancora più difficile poi risolvere una situazione. C'è poco spazio, insomma, dove applicare. Esatto. Sì, perché gli impianti sono delle radici che sostituiscono le radici naturali. In genere quando si perdono le radici naturali un po' di osso può essere anche perduto perché c'è un'infiammazione, una sofferenza. Però se è completamente limato è difficile. Ecco. Lì per cui alle volte l'idea di spendere poco per fare una cosa non è quella che dà la massima soddisfazione, perché può portare degli ulteriori problemi. Poi ci sono sempre i casi in cui le cose anche uno le fa così e vanno bene, però noi dobbiamo sempre attenerci ai grandi numeri. Parlando di quello che fa anche la vostra associazione, no? Allora, la necessità di certificare e fare un distinguo tra un certo tipo di professionalità che si basa anche su corsi di formazione e su applicazione di tecniche sempre più all'avanguardia, perché il dentista, tra virgolette, è sempre stato quasi un lusso. Più che una cura, perché effettivamente io penso, non so, 10 anni fa un impianto poteva costare anche un patrimonio. Oggi invece la tecnica è talmente evoluta che alla fine si hanno risultati anche con un costo decisamente più contenuto rispetto a parametri di un tempo. Questo perché la tecnologia ha fatto passi da gigante, o perché forse un tempo, gli anni d'oro, perché insomma non neghiamo, il dentista insomma è sempre stato un po' una figura, gli anni d'oro veniva sovrastimato questo lavoro, perché magari ci sono materiali meno costosi, cioè che cosa è successo? Beh, dal punto di vista del dentista gli anni d'oro erano d'oro perché erano d'oro davvero, perché si parla degli anni 70-80 in cui l'Italia andava verso l'alto in tutto, anche prima, i dentisti erano pochi e bene o male anche in tutte le professioni si stava abbastanza bene. Quindi c'era più ricchezza, più clienti, più interventi di un certo tipo, insomma. E poi non so quanto gli adempimenti relativi alla sicurezza e fiscali, che oggi sono obbligatori e giustamente obbligatori, fossero seguiti da tutti gli studi. Ecco, anche perché non esistevano, perché non si può neanche... C'erano gli studi di settore. Ecco, c'erano varie cose. Dal punto di vista del minor costo proponibile, indubbiamente il progresso, l'abbiamo visto anche al convegno che abbiamo fatto a Treviso in ottobre, il progresso porta sì delle situazioni più raffinate dal punto di vista terapeutico e riesce anche in tante situazioni a attuare un contenimento dei costi, perché quello è anche il fine di uno degli obiettivi da raggiungere nel nostro lavoro, è certamente dare il miglior risultato al minor costo per il paziente. Perché quello è una cosa, noi siamo tutti in concorrenza uno con l'altro. Io sono andato a delle trasmissioni in cui ci dicevano ma voi siete tutti una specie di cricca, no? Una corporazione, una casta? No, in realtà questo non esiste nella nostra professione, cioè il dentista che sta di fronte a te è quello che potrebbe, non è che ambisca ad avere il tuo paziente, ma il paziente mio esce dal mio studio, può andare nello studio di un altro se lui ritiene che quella persona sia adatta a curarlo, perché magari si va a visitare e sente se può avere le stesse cose a maggior convenienza economica. Su questo punto, se lei mi permette, torniamo subito dopo la pubblicità, torniamo tra un paio di minuti e continuiamo a parlare appunto di cure odontoiatriche, le nuove frontiere della tecnologia in questo ambito. Tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio, parliamo di cure odontoiatriche, lo facciamo con Luca Dal Carlo, che è presidente dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani del Veneto. Lei è il presidente del sindacato dei dentisti, stavamo parlando prima, che funzioni, che ruoli ha prima di tutto? Salvaguardare la professionalità e la competenza dei professionisti seri e poi continuare con un percorso di aggiornamento costante e continuo. Sì, il sindacato, che ha una struttura nazionale, con uno statuto nazionale, come dicevo prima, rappresenta la metà dei dentisti italiani, per cui è largamente il sindacato maggioritario. E c'è in tutte le regioni, il Veneto rappresenta 1/10 degli iscritti di tutta Italia,
e di conseguenza è una regione in cui il sindacato è molto ben radicato e si occupa delle questioni sindacali relative alla professione, cioè quando si va a discutere a livello ministeriale, a livello legislativo, sulle cose che stanno uscendo e quant'altro, e su tutti gli adempimenti. Noi facciamo anche corsi di formazione, facciamo i corsi di formazione per i responsabili della sicurezza degli studi, il servizio di prevenzione e protezione, facciamo i corsi a cui partecipano le assistenti, in modo tale che loro possano assumere il ruolo di rappresentante di sicurezza dei lavoratori e tanti altri corsi. E poi ci occupiamo dell'aspetto culturale, anche se non è la principale missione del sindacato, però come Andi Veneto, io sono presidente della sezione regionale del Veneto, come Andi Veneto al tavolo a cui partecipano tutte le province venete abbiamo deciso di dar luogo a iniziative culturali importanti, la prima delle quali è stato l'incontro con il dottor Salama che si è tenuto il 1° ottobre a Treviso. Poi ci sono anche delle iniziative importanti che abbiamo da moltissimo tempo e che pochi conoscono. Faccio un esempio: provincia di Venezia, noi abbiamo da 21 anni un servizio di guardia odontoiatrica del fine settimana. Iniziative magari più episodiche ma continuative. Di recente qua in provincia di Padova è stato inaugurato all'interno di una struttura per disabili un ambulatorio odontoiatrico. Ecco. E per cui cerchiamo di muoverci un po' sia nell'ambito della formazione e del welfare anche. Del welfare e della prevenzione. Tutto quello che si può fare di welfare lo si fa. Come prevenzione abbiamo sempre avuto il mese... Cosa si fa come prevenzione? Come prevenzione per molti anni, noi abbiamo, da moltissimi anni, abbiamo il mese della prevenzione, che è un mese, il mese di ottobre, nel quale vengono fatte le visite di prevenzione gratuite. Per tutti c'è una campagna. Che è una campagna del Ministero però, o è una campagna specifica di Andi? È una campagna di Andi fatta assieme a un grosso sponsor, con la quale si visitano i pazienti. C'è una serie di colleghi che partecipano a questa campagna e che visitano i pazienti per vedere se ci sono delle cose da programmare, delle cure da programmare. Questo è stato fatto per 20-30 anni. Insomma. Lei prima diceva una cosa che può essere interessante ai nostri telespettatori: la guardia medica odontoiatrica a Venezia, quindi c'è un numero operativo durante il fine settimana, che è un numero di Venezia, a cui chiunque si può rivolgere e avere una risposta nell'immediato? Sì. Possiamo dirlo questo numero? Sì, 336 26 24 18, dalle 15 alle 18 il sabato, dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 18 la domenica. Questo è l'orario di apertura del telefono e però il paziente può essere visto anche al di fuori di questo orario. L'importante è chiamare in questo orario perché il telefono viene acceso in quelle ore. La guardia operativa nel veneziano, a Venezia città? Ogni settimana c'è un dentista di guardia con il suo telefono cellulare e con questo telefono cellulare che riceve nel suo studio? Riceve la telefonata e riceve nel suo studio. Quindi non necessariamente a Venezia ci può essere un... Può essere a Mestre, può essere a Portogruaro, dipende un po' o anche a Chioggia, dipende dalla settimana, si fa di settimana in settimana. È un servizio solo della provincia di Venezia? La provincia di Venezia è partita in un modo, no, sarebbe bello espanderlo, non è semplicissimo, immagino. Io ho organizzato personalmente i turni per 15 anni all'epoca, quando cominciò nel 95, per cui siamo quasi a 22 anni in questo servizio. Adesso c'è un collega che è il dottor Olfi che lo fa continuativamente e lo vedo stanco. Quante telefonate arrivano nel fine settimana per capire che tipo di risposta? Dipende dai periodi. Quando si va a Natale ti arrivano 10-15 telefonate, quando invece sei nei periodi fuori te ne arrivano 2-3. Ma sono casi realmente urgenti? Sì, è proprio un modo di impattare sulla professione completamente diverso, cioè ti arrivano dei pazienti che hanno bisogno proprio della cura urgente e che magari non vanno mai dal dentista. È una risposta che uno magari di solito va al pronto soccorso, in realtà... Ma infatti col pronto soccorso noi siamo
coordinati e loro tante volte ce li mandano. Parlando di, tornando appunto, vi occupate di aggiornamento, di tecnologia, a che livello siamo arrivati per la salute della nostra, lei parlava anche di prevenzione, no? Per la salute della nostra igiene orale? L'importante, come si diceva, è prevenire, per cui sono migliorati i sistemi diagnostici, sono migliorati poi anche i sistemi per andare oltre a questo, per cui nel momento, lei mi ha chiesto della prevenzione, per cui abbiamo un migliore sistema diagnostico e abbiamo poi queste campagne sulla popolazione che attiviamo proprio per cercare di fare in modo di prevenire, perché il nostro obiettivo è che i pazienti non arrivino agli impianti. E quando arrivano all'impianto, se ci devono arrivare, noi che materie utilizzare? No? Perché un tempo si utilizzavano quelle materie, insomma, che facevano un po'... Gli impianti sono quasi tutti, perché poi ci sono anche degli altri materiali che sono considerati validi, comunque sono quasi tutti in titanio commercialmente puro. Che può essere di vari gradi in base alla durezza del metallo, e questo dipende dall'impianto che si utilizza, perché gli impianti devono adattarsi all'anatomia del paziente, per cui ci sono diverse forme di impianto che vengono scelte dal dentista per trattare il paziente. Il dentista, se ne conosce diverse, ne sa utilizzare diverse, è più bravo. Siamo in chiusura, è una professione oggi quella del dentista che necessita di nuove figure, è una professione che lei consiglierebbe ai giovani studenti? Consigliarla non è facilissimo perché siamo un po' in difficoltà con le prospettive. Su questo voglio dare un piccolo incoraggiamento citando le iniziative che abbiamo fatto a livello regionale col Tridente, che è un'iniziativa per proprio cercare di creare una rete per interfacciarci con i comparti lavorativi, e a livello nazionale con la Fondazione Andi Salute, proprio che è una grande rete che consentirà la deducibilità fiscale delle cure. Questo sarà molto importante quando tra brevissimo riusciremo a partire con questo, perché una cosa di cui non abbiamo parlato prima è che un grande impatto noi l'abbiamo avuto dal punto di vista della sanità integrativa, in cui si sono inseriti erogatori di prestazioni odontoiatriche, perché loro le chiamano così, e noi su questo ci stiamo organizzando in modo molto attivo con una rete importante di cui si sentirà parlare. Bene, io ringrazio Luca Dal Carlo, presidente di Andi Veneto, ovviamente l'invito a portarci in questi studi tutti gli aggiornamenti che farete, lascio spazio alla pubblicità, torniamo in studio per la seconda parte di State in Punto. Grazie. Grazie a lei.